Sono 5 partite, sono 5 finali per Kamarat e Don Carlo Misilmeri. Vietato sbagliare in questo rush finale che può consegnare tanto ad entrambe le squadre. Benvenuti qui al video di Marco di Cammarata per la gara tra biancoazzurri e in teoria biancorossi, anche se oggi sono con un completo blu scuro. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Andiamo con le formazioni. Kamarat che oggi scende in campo con Dolenti in porta, Buffaro, Baio, Mirabelli e Cracchiolo in difesa, Ledesma e Pane in zona della mediana e poi Guadalupo, Osvaldo, Pisciotta sulla tre quarti campo con Pierce punta. Per quanto riguarda invece a Don Carlo Misilmeri, in porta c'è Di Salvo, poi Franchi, Cristina, Ricchino e Gitane, Pedro, Cusumano, Mustacciolo di Fatta, Toliva, centrocampo, Canitano e Garriga sono le punte centrali. Ad arbitrare la partita sarà il signor Umberto Forti della sezione di Caltanissetta, assistenti il signor Mattia Nicolò Aiello di Catania e Andrea Caglià di Acireale. Tutto pronto per cominciare, nonostante un tempo a lupi, il video di Marco è pienissimo in ogni ordine di posto, la passione del popolo di Cammarata è davvero clamorosa. Un applauso a questi ragazzi, a questa platea bianco-rossa, sono bianco-blu, anzi pardon. Sono anche i tifosi biancorossi da Don Carlo Misilmeri. Come dicevo, tempo davvero da lupi, ha piovuto e anche tanto in mattinata qui a Cammarata nelle zone ingrestanti. Il campo ne risente, sta continuando a piovigginare. Vediamo se anche il gioco espresso dalle due formazioni di mister Cammarata e di mister Napoli sarà deleterio, sarà colpito da queste difficoltà logistiche dovute al fatto che il tappeto di gioco oggi è davvero pieno di pozzanghere, pesante, complicato da gestire. Pallone per Guadalupo nel frattempo, primo possesso per i biancoazzurri dopo il calcio d'inizio battuto dalla Don Carlo. Qua rilancia a cercare subito avanti Pisciotta, prova a farsi carico dell'attacco del Kamarat, una cosa comunque abbastanza usuale per quello che abbiamo visto e per quello che abbiamo raccontato nel corso di questa stagione. Oltre a questo pallone nuovamente al centro dove c'è Pierce, Pane può controllare, ancora Pane, pallone che si ferma, Pane al limite, va alle parti di Pisciotta che prova ad andare al tiro ma c'era la bandierina del signor Caglià alzata e allora calcio di punizione per Don Carlo, prima pseudo occasione per il Kamarat con Pisciotta, comunque murato, comunque in fuorigioco. Nelle 8 gare del campionato di eccellenza per quanto riguarda il Girone A, per quanto riguarda la giornata numero 26, la quintultima di questo campionato, se ne sono già giocate 2, una interessa particolarmente il Kamarat perché il Castellammare ha battuto 4-0 il Partinico-Dacia, una delle squadre ovviamente nella zona alta della classifica, quindi i principali avversari del Kamarat. Qua con Pierce prova a riprendere il pallone in difficoltà, Pierce con equilibrio precario, comunque lo aiuta Osvaldo e riprende palla la formazione biancazzurra che riparte con Cuffaro, largo a destra, Cuffaro mette il pallone al centro, stoppa solamente per un attimo Pierce e poi cerca Canitano con Garriga di farsi vedere, ancora Garriga riprende palla, poi Ledesma viene applaudito, il numero 5 sembra neve quasi per un riflesso ottico, in realtà sono tutte pozzanghere quelle che vedete sul terreno di gioco. Pierce appoggia sotto dove c'è ancora una volta Cuffaro, Pane
va al rilancio Pane scivolando, Pierce prova a fare da centro boa, ancora una volta anticipato, e poi qua anche Canitano non riesce a controllare questo pallone. Più Camarat in questi primi 150 secondi di gara, ma ovviamente siamo solamente nelle battute primordiali di questo match che ancora avrà tanto da offrire. Abbiamo detto solo 2 gare giocate della 26esima giornata, quella tra Castellammare e Partinico Dacio, un 4-0 un pocherissimo netto dei ragazzi di Mister Mione, a sorpresa anche contro i più quotati verde-nero. Poi l'altra gara è uno 0-0 senza infamia e senza lode per Montelepre e Accademia Trapani. Adesso sentite quelli del Camarat, sentite anche gli ultra da Don Carlo che sono arrivati qui a Cammarata, entrano come sempre con qualche minuto di ritardo. Sarà una bella gara anche dal punto di vista dello spettacolo, del tifo, nonostante il tempo da lupi. Qui a Cammarata c'è il tifo di entrambe le squadre che hanno un'ottima tradizione dal punto di vista calcistico, ma anche della piazza, dei supporter che sono particolarmente carichi, ogni anno lo sono. Adesso occhio a questo pallone. Baio torna alle parti di Dolenti. Nel quarto minuto Dolenti con questo rilancio ha rischiato, c'era acqua viva nei paraggi, poi è ripreso da Guadalupo, l'altro numero 20, entra Guadalupo, insiste a sinistra, Guadalupo ancora, scambia con Pisciotta, Guadalupo si chiude il passaggio con Pierce. Ovviamente inizia anche la lotta musicale di decibel tra il duo tifoserie oggi presenti. C'è alcun malumore tra le due società, anche nel prepartita c'era molta amicizia, c'era anche molta incertezza sulla effettiva e reale disputa della gara, perché il signor di gara di oggi, il signor Forti, era un po' in dubbio. Il regolamento deve essere praticabile il 50% del campo, qua occhio alla Misil Mary che rimane in zona pericolosa, anticipato qui Ruffino, adesso Pierce stoppa giù, ma non è che non esce, deve uscire allora stavolta Dolenti perché era in zona Mustacciolo, oggi capitano perché ci sono 2 assenze importanti in difesa per la Don Carlo, fuori Caramanno, fuori soprattutto Costantino, quindi Don Carlo un po' rastremato in difesa. C'è Di Cristina che ha un curriculum importante, ex Serie D, quest'anno aveva cominciato nell'Accademia Trapani, selezione di riserva ma affidabile, per ora più bassa acqua viva come braccetto, pensavamo a Vitale, per ora diciamo che sta facendo vedere più lui. Adesso occhio, qua rilancio per Pierce, tutto buono, Pierce si scorda il pallone, poi di salvo esce, non benissimo. Pierce ha avuto l'occasione, il passaggio di Osvaldo illuminante, ma il pallone si è fermato e questa è una delle principali insidie di oggi. Ancora Osvaldo per vie centrali, prova a farsi vedere il numero 17, nipote di Pablo Daniel Osvaldo, ex Roma e Juve, tra le altre. Settimo di gioco, 0-0 ancora tra Camarat e Don Carlo. Ha avuto una potenziale occasione Pierce, ora palla per Cuffaro che va accentrandosi. Cuffaro colpito qua, un giocatore avversario. Sarà tanto lavoro per le lavanderie di entrambe le squadre, tanto fango già le magliette, si vede di più in quella bianca-azzurra dei padroni di casa. Adesso Cuffaro, Pane, Osvaldo chiama Cuffaro al rapporto, poi non c'è niente, lo scontro tra Sanz e Cuffaro. Ancora fatta fermata
destra e può correre quindi la sinistra un'altra volta il Camarat. Pane scodella al centro, qui Osvaldo a cercare un'altra volta Nacho Pierce. Occhio al pallone. Palla Camarat con questo pallone che viene deviato adesso in rimessa laterale, allora potrà andare a Don Carlo. Sempre i ragazzi di Mister Napoli per provare a tentare di scalfire questa roccaforte eretta dai biancazzurri, soprattutto nelle ultime partite. Qua Pierce va alle parti di Osvaldo apre a sinistra, pallone stoppato da Pisciotta che viene tradito però dal campo, e poi Pane pensava magari che il pallone si potesse fermare come spesso sta facendo, in realtà gira discretamente soprattutto sulle fasce. Infatti Osvaldo va lì a sinistra dove può arrivare Guadalupo e guarda la porta, carica il destro, viene fermato, ancora Pane sul pallone, viene imboccato al tiro, c'è ancora Guadalupo al centro, un passaggio che poteva essere illuminante per Pierce, il pallone non riesce a uscire per la Don Carlo, ancora Ledesma va a destra dove c'è Pisciotta, può insistere il 7, Pisciotta ancora appoggia Pane, si respira. Osvaldo, difficile saltare qui il suo avversario, va lontano Cusumano dove c'è ancora una volta Garriga che sta lottando nel 3-5-2 di Mister Napoli. Canitano e Garriga sono i due uomini che devono tenere alto il baricentro dei ragazzi che oggi sono venuti da Misilmeri per fare un'impresa, per strappare punti a un Camarat che non sa fare altro che vincere nell'ultimo periodo. Guadalupo Pisciotta gira le parti di Pane, Guadalupo, pallone che rimane lì, ancora il 20, allora il tunnel di Guadalupo che può andare, prova ad andare dalle parti di Pierce, viene fermato, c'è ancora pallone per lui, si accentra un'altra volta la manovra del Camarat, il rilancio per Pierce, a vuoto tutti, Di Salvo si arrabbia il numero 12 della Misilmeri, vuole un pochettino più di attenzione su questi palloni filtranti, soprattutto centrali. 11° di gioco qui al Di Marco di Cammarata. I montanari del Camarat, di Mister Cammarata, sono in questo momento alla ricerca del gol che porterebbe avanti i biancazzurri. Misilmeri che non è ancora riuscito a fare del male ai suoi avversari, ci prova ora con Ruffino con la prima potenziale occasione, ma arriva Cuffaro che entra in spaccata, mantiene il pallone in campo, non lui bensì la pozzanghera che si è generata lì vicino alla bandierina, a terra qui addirittura Di Fatta che porta avanti il primo pressing, Mustacciolo, poi c'è un contatto, non c'è niente, era in anticipo Baio, può ripartire quindi in contropiede il Camarat, c'è qualche discussione. Pisciotta, ancora Pisciotta, il tacco a cercare Osvaldo che si sbraccia ma non riesce ad arrivare sul pallone. 12° di gioco, 0-0 ancora tra Camarat e Don Carlo Misilmeri. Adesso attendiamo il rilancio che arriva adesso da parte del portierone da Don Carlo, un campionato di maturità per Di Salvo, classe 2006. Adesso rilancio, prova a cercare Pierce, che è buona, Pierce prova il tiro al volo di prima intenzione. Di Salvo qui si arrabbia più con Mustacciolo, si arrabbia col centrocampo, non c'è il filtro che vuole il portiere da Don Carlo.
Stacciolo. Lotta con Pane, alla fine scivola il numero 8 Montanaro. Poi qua Osvaldo capisce prima il rimpallo del pallone, poi va forse a commettere fallo, non c'è niente per il signor Forti. Allora Pisciotta chiama la sovrapposizione Cuffaro, poi alla fine Pisciotta vuole andare dietro dove c'è Mirabelli che poco fa ha rischiato un po' con quel incrocio di gambe con Garriga. Cracchiolo qua perde il mismatch con Acquaviva che adesso è più avanzato, dietro Vitale, si difende più da 4. A Don Carlo mancano i due difensori titolari, Caramanno e soprattutto Capitan Costantino, ex Palermo, esperienze anche internazionali quando il Palermo andava in Coppa UEFA, adesso Europa League. Sembrano cose che raccontate oggi possono sembrare miraggi, in realtà era anche abbastanza abituato al calcio europeo il Palermo in quegli anni e Costantino era uno dei principali prodotti del vivaio. Adesso invece sta chiudendo una carriera d'eccezione qui in eccellenza con la maglia di Don Carlo. Adesso il rilancio qua da parte di Dolenti a cercare Cuffaro, rilancio per Nacho Pierce, non benissimo Sanz che oggi sta giocando da centrale praticamente, a scelta di Mister Napoli. Ancora qua col pallone al centro per Pierce, la parata di salvo, la torsione di Nacho Pierce. Occhio qua, questo pallone è ripreso bene da Garriga che però utilizza troppo le braccia, commette fallo, punizione Camarat. Quarto d'ora, ancora 0-0 qui il punteggio dal Vito Di Marco. Può giocare Dolenti che attende un attimo, alla fine va lontano Dolenti, lo fa adesso per il numero 9 Pierce che non riesce però a fare la sponda. Prende palla Ledesma, il tacco qui di Osvaldo, allora può andare Ledesma, sempre 5, insiste Ledesma, viene bloccato. Con le mani andrà col rilancio il Camarat sulla fascia destra, arriva a fare a scambio Guadalupo, cross che arriva al centro, anzi viene subito stoppato, ancora Kevin Guadalupo che mette il mancino in area di rigore, esce però il tentativo di Kevin Guadalupo, una stagione anche la sua di piena consapevolezza dei suoi meriti e dei suoi importanti pregi calcistici, se non che umani. Lui che ha passato gli anni più giovani della sua carriera ad Empoli, poi diverse esperienze in Toscana, il ritorno in Sicilia col San Vitolo Capo non è andata come previsto. A Camarat invece ha trovato la sua identità, adesso proprio il 20 prova ad andare, viene bloccato Kevin Manuel Guadalupo, adesso il pallone torna ad essere bianco-azzurro con il Camarat che torna al suo numero 20. Lotta da terra anche Guadalupo, ottiene la rimessa, fa il massimo, situazione complicata, il palleggio lo vedete è davvero quasi al limite per entrambe le squadre, quasi inesistente. Poi qua non si capisce che è successo, occhio al rilancio, Dolenti fa andare il pallone fuori rischiando qualcosa, è successo qualcosa al centro del campo, l'errore di Baio che stava per regalare a Garriga l'opportunità. Adesso il signor Forti va a parlare con le panchine perché era successo qualcosa proprio da quelle parti. Mister Napoli particolarmente acceso,
tutto sembra tornare ora ad un livello di calma. Si può tornare a giocare. Momento di confusione al centro del campo. Adesso Pierce è in fuorigioco. È alta bandierina del signor Caglià. Accorge dopo un po' il direttore di gara. Adesso occhio perché c'è stato un altro contrasto molto duro, ma il gioco era finito. Occhio perché è ripartito da Misilmeri. Dolenti è fuori dalla porta, ma il direttore di gara non aveva fatto riprendere. Tanta confusione ora. Occhio perché può esplodere la gara. Il signor Forti deve essere bravo a tenere in pugno la situazione. Anche le due panchine sembrano abbastanza accese dopo lo scontro verbale di qualche minuto fa. Adesso iniziano a piovere anche epiteti poco carini nei confronti di Canintano, che ha provato da lontanissimo con Dolenti fuori dalla porta. Dolenti si arrabbia con l'assistente perché gli ha detto alza subito la bandierina, quantomeno fatti sentire, perché qua stava per originarsi qualcosa di pericoloso. 20° protagonista per ora in negativo la terna arbitrale, perché sta peccando di autorità, deve essere più sicura, partendo dagli assistenti, andando anche dal signor Forti, che ovviamente è il pezzo grosso della situazione. Facciamo un pochettino un recap. C'era fuori gioco, il signor Forti non se n'è accorto, il Camanat ha continuato, c'è stato un contrasto particolarmente veemente con un giocatore bianco-azzurro a terra. Il Misilmeri si è accorto dopo che era fuori gioco, batte subito la punizione, ma il signor Forti era a controllare le condizioni del giocatore montanaro, che era rimasto a terra. C'ha Dolenti fuori dai pali, Canintano ha provato a fare gol. Tanta confusione, tante cose accadute nello spazio di pochi secondi. Adesso esce Cuffaro, occhio Guadalupo che va dalle parti di Osvaldo, che è un po' attardato, riesce comunque ad arrivare sul pallone Osvaldo, ancora lui prova ad andarsene, non riesce. C'è Di Cristina che riesce a sua volta a bloccarlo, e allora insiste nuovamente, di fatta fallo sul numero 10 che stava ripartendo, e quindi c'è anche un po' di lamentela da entrambe le parti. Il Cavalot non voleva che venisse fischiato questo fallo, il Misilmeri invece voleva andare, continuare, perché di fatta stava correndo verso la porta di Dolenti. Giancarlo Misilmeri di Mister Napoli quest'anno si trova un pochettino a metà tra la gioia e l'orgoglio dei playoff e la paura rappresentata dai playout. 7 punti dalla zona blu e 7 da quella arancione. Occhio adesso al pallone che viene messo al centro, Dolenti sicurissimo, la fa sua e va subito al rilancio con i piedi senza far toccare il pallone con il terreno di gioco. Appariva non preciso, Pierce scodella, anche Pierce qua pecca di superficialità. Attende Di Salvo, parlavamo della sua Don Carlo, 38 punti in classifica, 7 dallo Sciacca quinto, 7 in più dal Montenepre che ha già giocato in zona playout. Adesso corre Musacciolo, pezza anche al destro, esce male, però anche un tiro da lontano con questo terreno di gioco può essere fatale, quindi ci ha provato il capitano odierno della Don Carlo.
palla per i biancoazzurri. Mirabelli, Baio, Pane, qua il pallone buono per Guadalupo, ancora il 20, Guadalupo insiste, colpito forse ma mantiene il possesso, poi chiama in causa Cracchiolo, entra in spaccata acquaviva, rimessa per il Camarat, ancora con Guadalupo, Osvaldo, insiste Osvaldo, pallone messo al centro, Pierce! Un'altra volta con la testa, un'altra volta vicino all'1-0 Nacho Pierce, a quello che sarebbe stato il suo gol numero 16 in questo campionato. Vicino anche a quota 20 in tutte le competizioni, contando anche il doppio scontro con l'Icata di agosto nella Coppa di categoria. Non è ancora la creatura che è oggi questo Camarat, forgiato da Fabrizio Cammarata, e adesso con l'Edesma prova ad andare avanti. Ancora il 5, si appoggia a Pisciotta, ha diverse soluzioni, va alle parti di Cuffaro, Cuffaro subito bloccato e poi ha la meglio il Misilmeri. Garriga, bloccato Garriga, tacco qui di Cuffaro, poi spunta Canitano, ancora Canitano a vuoto, dalla Guadalupo nel pantano, va alle parti di Ledesma, Pisciotta per Cuffaro, adesso Pisciotta ancora, Pane in mezzo a due, Pane, possono diventare 3, allora Pane smista il pallone per Ledesma, mediana decentrata per ora per il Camarat, prova Pisciotta a farsi vedere, ancora il numero 7, la lotta con Di Cristina che sta facendo un ottimo lavoro, l'errore qua è di Fatta, e allora Pane al centro, Pierce un'altra volta chiamato in causa, anche se il pallone non gli arriva bene, e allora rimessa per la Don Carlo, un'altra volta, e lì in zona si fa sentire Nacho Pierce. 26esimo sul cronometro, fa molto freddo adesso a Cammarata, 0-0 il punteggio tra Camarat e Don Carlo Misilmeri. A terra ha subito un colpo Canitano, fallo commesso da Mirabelli, che poi rivolge qualche parola ai giocatori da Don Carlo che lo accusano per questo fallo che poteva essere ancora più veemente e pericoloso. 27esimo in corso, calcio di punizione per Don Carlo che non si è fatta vedere tanto per le parti ridolenti, solo qualche timido cross, potrebbe arrivare un altro cross adesso. Nel frattempo rimane a terra Canitano, Lautaro Canitano, grande impatto, arrivato nel mercato invernale, poi si è un po' arenato nei numeri, rimane comunque una soluzione importante per questo Misilmeri, ed è un po' di weekend che fa anche coppia fissa ormai con Garriga da davanti, come se ormai Mister Napoli abbia deciso che fosse quella la situazione, la soluzione migliore per l'attacco dei ragazzi di Misilmeri. Qua vedete Pane che è anche un po' in maniera maliziosa sposta il pallone, qualche mind game in campo, come è giusto che sia. Tocca a Don Carlo, Mustacciolo sul pallone, va Mustacciolo, cross che arriva al centro, Tolentini se la fa scappare
Un rimbalzo strano, non c'è tocco, Dolenti completamente a vuoto e ha rischiato tantissimo qui il Camarat, ma questo a riprova del fatto che ogni pallone, ogni occasione può essere fatale, non importa l'angolo di tiro, la pericolosità, ogni tiro può essere super infamante per entrambi gli estremi difensori e in generale per le difese. Misilmeri che adesso gira il pallone con Mustacciolo, lascia scorrere questo rilancio in maniera errata da quella parte del campo il giocatore oggi maglia blu scura. La Ledesma per Guadalupo, l'appoggio, ancora Guadalupo, dopo lo scambio con Pane c'è un altro scambio tra i due, Ledesma poi alza il pallone, Guadalupo in mezzo a tre, se ne va, Pane manda in velocità, un'altra volta Cracchiolo, chiude Cusumano, rimessa per il Camarat, mezz'ora 0-0, preventivabile questa situazione. Adesso pallone che arriva al centro, Pisciotta fuori e poi occhio, Baio che arriva Dolenti, non va Riaggio Dolenti, riesce ad alzare ora il pallone, c'è Guadalupo in zona, chiude Cusumano, ancora Osvaldo, senza fallo viene fermato, ora si addensa un po' di nebbia, la contre il colore grigio, riesce a cercare un'altra volta Canitano, esce Dolenti e poi atterrato Cuffaro, vantaggio, gioca il Camara. Ledesma, pallone che passa a linea di centrocampo, arriva Cracchiolo, deve affrettarsi Osvaldo, lo gira, non so se si nota la telecamera, però adesso la nebbia comincia a farsi vedere. Occhio a questo pallone che è ancora buono, occasione biancazzurra, pallone in aria, Guadalupo qua vuoto, c'è Pierce ancora, Pierce bloccato, Guadalupo raccoglie Pisciotta, è tutto buono, Camarat avanti. Con il numero 7 Antonino 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 Antonino. Trentaduesimo, cambia il parziale al Vito Di Marco, fondamentale sbloccare questa partita per il Camarat, che ora con Pierce è di nuovo avanti, la lotta con Sanz, fallo su Santi Sanz, il gol non è di Pierce, non è di Guadalupo, è di Pisciotta, il terzo ad andare su quel pallone in aria, una serie di rimpalli, più veloce, più lesto il numero 7 che scaraventa in gol quello che in questo momento è il pallone del vantaggio bianco-azzurro. Ruffino, fermato il numero 3, adesso la reazione rabbiosa della Don Carlo che vuole subito riappianare la situazione.
qua di fatta non c'è nulla, si è tuffato per il direttore di gara, il numero 10, e poi qua vai Camarat con 2 passaggi, c'è il Guadalupo che aspetta, ancora Guadalupo, perde forse un attimo, aspetta e va col destro, fuori, ma il Camarat si vuole accendere in contropiede. Pierce è buona la posizione, può giocare il numero 9, ancora Nacho Pierce dalle parti di Guadalupo, lotta Guadalupo, alla fine il pallone è passato, occhio, buco nella difesa del Camarat, c'è Canitano che mette al centro, chiude Paio, ancora Canitano a rimorchio di fatta, può andare allo spazio destro, esce la più grande occasione della partita fino a questo momento per la Don Carlo Misilmeri, il destro di Fatta che aveva tanto spazio ma lì si è trovato in una pozzanghera, doveva spostare il pallone, ha perso il tempo di gioco, comunque è andato con il destro. Nel frattempo non segnalato c'era stato un giallo per Ledesma nell'esultanza del Camarat. Con il calcio di punizione il Camarat, batte più arretrato Michele Pane, lo fa adesso lo scambio con Ledesma. Pane, Ledesma, Pane prova ad aiutare Cracchiolo, Pane se ne va, Guadalupo deve attendere il pallone, lo fa e gira, ancora per Osvaldo, fermato Facundo Osvaldo, può ripartire un'altra volta di Fatta, grande giocata, ne salta uno, Cracchiolo è più complicato, c'è Canitano, lo scambio con lui, ancora di Fatta che sta facendo uno show, mette al centro, Dolenti la fa sua, si è acceso di Fatta ma non basta ancora per scalfire il Camarat, c'è un problema per Dolenti, mette fuori il pallone il numero 1, sembrava per consentire le cure a Guadalupo che si era fatto male nell'azione precedente, in realtà è proprio per il portiere ex Trapani che ha qualche dolore, si tocca proprio la parte posteriore della gamba destra, la coscia destra. Momento complicato da decifrare per il Camarat perché il grande portierone Gaetano Dolenti in questo momento ha qualche problemino, si scalda Banfi, vediamo, si mette i guantoni Banfi, Dolenti non ce la fa, vediamo, chiama il pallone, si scalda comunque Franco Banfi, Dolenti continua a toccarsi la coscia, momento del rilancio, a terra Pisciotta, palla e calcio di punizione. Se potessimo attiveremmo una Dolenti Cam per capire le condizioni del portiere ex Trapani che continua a toccarsi la coscia destra, quindi probabilmente è vicino il cambio. È già pronto Franco Ezechiel Banfi, autore di una bella parata nell'ultima gara interna contro la Folgore di Castelvetrano, subentrato proprio Dolenti per far giocare un pochettino anche le seconde linee a punteggio già acquisito. Continua a muovere la gamba destra Dolenti per capire un pochettino le sue condizioni, per ora si riveste Banfi e allora pensiamo alla punizione. C'è Pane che mette destro al centro, smorzato dalla difesa della Don Carlo, poi Osvaldo rimette il pallone in aria, ma è preda facile di Salvo che adesso andrà al rilancio.
canestro che funziona al numero 12 della Don Carlo. Poi Osvaldo voleva il sostegno di Guadalupo, può andare però lui, ancora Osvaldo, lungolinea, viene bloccato, erano in 3 su di lui, poi va col fallo, intervento brusco sul suo avversario, va a chiedere subito scusa sia all'arbitro che al giocatore al quale ha commesso il fallo. Si trattava di Nahuel Garriga che era a chiudere nella propria metà campo. Questo per farvi capire l'importanza di avere uno come Garriga, che a Nicosia è un idolo. Alla Don Carlo ha fatto i suoi gol, ne ha fatti diversi quest'anno, e adesso tocca nuovamente a lui di davanti. Trentanovesimo. Deve andare con il rilancio Ruffino, lo fa adesso. Pallone che arriva dalle parti di Osvaldo, colpito dal vantaggio il signor Forti. C'è poi Pierce, trattenuto ma senza fallo. A terra ancora Osvaldo, va allontano il Camarat. Pierce apre la lettone, poi qua Guadalupo viene bloccato. Garriga, le giocate del numero 11, ancora lui, vuole vedere se ha lo spazio per il sinistro, si riappoggia a Mustacciolo che rischia un po', alla fine pallone per Vitale che apre. Osvaldo, palla c'è Pisciotta, l'autore del gol che ha aperto le danze, corre Pisciotta ma viene bloccato. Riprende Pallabaio, Ledesma con classe, Pane, pallone che si ferma nella pozzanghera, quindi Ledesma, Baio, Dolenti. Sembrerebbe essere passato il peggio per Gaetano Dolenti, che nel dubbio non sa attaccare che il destro e va corto nelle parti di Cuffaro. Poi pallone rimpallato da Canitano che si lamenta un po' con i suoi per il mancato pressing, è sotto da Don Carlo, va Dolenti a cercare Pierce, Pane, Guadalupo, non c'è fallo, la palla del Musil Meri. 41 che si chiudono adesso, 1-0 per il Camarat, rete al 32esimo di Pisciotta. Fino al rilancio Pisciotta la può prendere e allora Camarat con Osvaldo che mantiene botta, prova ad andare Osvaldo, fa correre Cuffaro, campo che finisce, le pozzanghere non aiutano il Camarat. Di Cristina dietro, rilancio bloccato, poi c'è un fallo ai danni di Ledesma, ricordiamo unico ammonito della gara per forse un'esultanza troppo veemente nel corso del gol 1-0. Vedete chiaramente come si arrabbia Canitano e Mustacciolo a loro. Mustacciolo invita i suoi a pressare, sbaglia Dolenti. Nacho Pierce ha cercato di ottenere la palla, 43esimo, quintultima gara del campionato, la prossima è
Camarat la giocherà fra 6 giorni allo Monaco contro la Parmoval, un campo complicato contro una squadra in piena lotta per non retrocedere e per migliorare il suo piazzamento ai playoff. Qua Pierce, appena rimessa. Don Carlo invece, che avrà un'altra squadra impegnata nella lotta per avere una posizione migliore ai playout, anzi nel caso della Folgore proprio per arrivarvi. Carlo Folgore è una partita anche sentita per la storia delle due squadre, se ne parlerà fra 7 giorni. Intanto Cuffaro, grande giocata, Pisciotta, lo scambio, c'è ancora una volta Ledesma, Tunnel un'altra volta, Pisciotta, sbaglia Pisciotta, è una novità, e adesso può andare lontano, quindi un'altra volta Garriga a destra, ma la Pozzanghera favorisce Guadalupo, che poi va a giocarvi sopra. Pane va dietro, Guadalupo, ancora qua viva, allora che arriva Canitano, triangolo che si chiude, Cusumano fermato, il 22, ultimo minuto del primo tempo, poi sarà solo recupero. Acquaviva, allora che arriva al centro, Dolenti, bravo, ed è un bravo a dire col grassetto, perché Dolenti viene a un infortunio qualche minuto fa, sembra tutto ok, e allora può andare Mustacciolo. Acquaviva, favorito dal campo, aspetta e va dalle parti di Cusumano, che mette questo cross pitturato in aria. Poi qua ancora una volta prova a farsi vedere Pisciotta, Guadalupo ha un problema, si stende a terra, rischia qualcosa qua dal Camarat, anche perché la Disinperi vuole giocare, sbaglia Sanz, Guadalupo a terra, speriamo nulla di grave, speriamo sia solo una storta per il numero 20 che si è subito accascia da suolo. 46esimo, non abbiamo ben capito il recupero che ha dato il signor Forti. Si rialza con difficoltà Kevin Guadalupo, la zona viene medicata, è proprio quella della caviglia sinistra che non riesce però a appoggiare. Vediamo se verrà operato quindi un cambio per mister Cammarata con il suo numero 20 che ha difficoltà a riprendere il gioco. Credo che ogni valutazione sarà rinviata ormai al secondo tempo, anche perché ci avviciniamo al duplice fischio del signor Umberto Forti della sezione di Caltanissetta. La rilancio proprio Guadalupo con le mani è ok, da capire la caviglia. Ancora Camarat, Pierce prova a fare la sponda, sempre Nacio Pierce, il pallone gli finisce tra le ginocchia, poi l'ultimo tocco è di Nacio Pierce, duplice fischio che arriva ora per quanto riguarda il signor Forti. A tra poco con il secondo tempo di Camarat Don Carlo Misimmer.
Si torna a giocare al Dino Liotta di Licata 2 settimane dopo i fatti con il San Vitolo capo, e in casa della capolista arriva il 90-011 Bagheria di mister Sandro Tarantino, che cerca di partire nel migliore dei modi per allontanarsi dalla zona rossa della classifica, ma subito su un calcio d'angolo battuto dalla sinistra la palla spiove e c'è il colpo di testa vincente da parte di Viglianisi, che batte imparabilmente Faraone e sblocca subito il risultato in favore dei gialloblu, e poi dedica speciale per un figlio o una figlia in arrivo per il numero 21 a disposizione Lilo Bonfatto, che dunque sblocca subito la partita in favore del Licata. Reagisce però subito il 90-011 con questo tentativo in inserimento da parte di Balistreri con la sfera che si perde alta sopra la traversa, poi ancora azione sulla destra del Licata, Arario arma Manfrè, tiro deviato imparabilmente, palla che si insacca ancora una volta alle spalle di Faraone ed è 2-0 per il Licata. Protesta il 90-011 perché c'è un proprio giocatore a terra proprio sugli sviluppi dell'azione, ma il direttore di gara non sente ragioni e convalida la rete, torna a farsi vedere in avanti, però la formazione ospite con questo pallone messo in mezzo, l'uscita alta da parte di Federico Valenti, che poi rimane anche a terra contuso. Si riaffaccia in avanti allora il Licata con questa giocata sull'out di destra tra Brugnone e Arario, il cross di quest'ultimo, il colpo di testa di Manfrè e la palla che sorvola la traversa. Dall'altra parte il 90-011 prova a riaffacciarsi dalle parti di Valenti, che deve smanacciare in calcio d'angolo su questa conclusione velenosa da parte di Romano. Poi ancora il Bagheria che attacca, c'è questo calcio di punizione convalidato da un fallo di mano, battuta velocemente a sorprendere gli avversari, ma c'è la girata di Balistreri che sorvola la traversa, altro pallone messo in mezzo sempre dalla destra, batti e ribatti nel cuore dell'area di rigore. Poi il salvataggio decisivo è quello di Porcaro, che toglie letteralmente il pallone dalla disponibilità degli attaccanti del Bagheria. Con le immagini passiamo al secondo tempo con questo break da parte di Romeo, poi la palla al limite dell'area di rigore per il tentativo di Scalisi, che da buona posizione non inquadra lo specchio. Dall'altra parte Arario se la sposa sul destro, calibra il traversone e c'è ancora il caprone Vincenzo Manfrè, doppietta per il centravanti palermitano che firma il 3-0, poi corre verso la panchina perché c'è un compagno da andare ad abbracciare per esultare, per festeggiare per il gol del 3-0 che va a chiudere di fatto i giochi in favore del Licata. E allora c'è spazio per qualche tentativo sporadico da parte del 90-011 che cerca quantomeno di ridurre il gap qui su questa discesa sulla destra con il cross che spiove sul secondo palo. Il tentativo di sforbiciata da parte di D'Acquisto sorvola la traversa, poi altro calcio di punizione sempre in favore della squadra di Tarantino, che si fa apprezzare per la qualità di gioco nel secondo tempo, e altro piazzato che sfiora il palo. Poi però ancora ci prova su un ottimo tentativo di pressione alta la squadra ospite, tentativo a giro con la sfera che si perde abbondantemente fuori sul tiro di Lococo. Era questa l'ultima opportunità della partita. Sul rinvio di Faraone il signor Motta di Siracusa pone fine alla partita, vince il Licata. Da Sportisile è tutto, alla prossima. Allo stadio Ilardo di Lascari scocca l'ora del derby delle Madonie tra la capolista Lascari Cefalù e il Gangi, che cerca lo sgambetto alla prima della classe. Partita molto intensa, molto vivace fin dai primi minuti, tant'è che dopo 9 giri di lancette attacca subito la squadra di Comito con la discesa sulla destra, il pallone messo in mezzo dove c'è Justice Bocciuei, il quale si libera, spara col destro da posizione molto defilata, ma riesce comunque a metterla alle spalle del portiere del Gangi ed è 1-0 in favore della capolista, con Justin Bocciuei che torna al gol al quarto d'ora. Punizione telecomandata di Ivan Tarantino che sorvola di poco la traversa, ma poi torna a farsi sotto il Gangi, che in una delle prime sortite offensive trova il gol del pareggio con questa perla da parte di Idrissa Camarà, battuto man mano. E 1-1 all'Ilardo. Grandissimo gol di Camarà che di fatto sblocca la squadra biancorossa. Al 25esimo attacca dall'altra parte con Bocciuei il Lascari Cefalù, la palla messa in mezzo per Moccero, la conclusione è debole, soprattutto poco angolata, parata dal portiere, ma da qui in poi sarà quasi un monologo del Gangi, che attacca al 26esimo con questa azione sulla destra conclusa da Bustos, palla fuori non di molto. Alla mezz'ora ancora Gangi che attacca, questa volta sull'out di sinistra dopo questo bellissimo cambio di gioco. Alla fine il pallone arriva dalle parti di Camarà, che è molto meno preciso rispetto all'azione del gol, e manda la palla sopra la traversa. Poi un'azione offensiva da parte dell'Ascari Cefalù, la porta è praticamente sguarnita, ma ci pensa Ogbonda
a salvare sulla linea, a sostituirsi al suo portiere, a negare il 2-1 all'Ascari, ma occhio perché Ogbonda nell'ultima azione del primo tempo sarà protagonista dall'altra parte. Colpo di testa vincente, arrivando dalle retrovie come un treno sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e allora l'ex difensore del Geraci porta il Gangi in vantaggio proprio poco prima della fine del primo tempo, ma la ripresa invece si apre con il botto. Calcio d'angolo per il Lascari Cefalù, serie di batti e ribatti, serie di tocchi, alla fine colpisce la traversa Mocciaro che ritrova poi il pallone dopo la respinta e mette al terzo minuto il gol del 2-2, riporta in linea di galleggiamento la capolista e poi corre con rabbia ad andare a prendere il pallone perché c'è una partita da provare ad andare a vincere. E 3 minuti dopo, sul calcio di punizione di Tiscione, altro colpo di testa di Mocciaro, indemoniato in questo avvio di ripresa, la palla esce di pochissimo, poi un po' di minuti in cui il Gangi riprende le misure all'avversario e al minuto 68 questo diagonale da parte di Suarez attraversa tutto lo specchio della porta. Poi è Bustos che insieme a Camarà va a recuperare un bel pallone sul lato destro. Il numero 10 serve proprio Bustos che arriva a tu per tu con man mano, ma anche grazie alla rimonta di Tarantino non inquadra la porta dovendo calciare in maniera troppo rapida. Poi al 77esimo Suarez dal limite colpisce la traversa, la palla poi rimbalza fuori dallo specchio della porta. Lascari Cefalù un po' in blackout, una delle prime volte dall'inizio della stagione in cui questo accade, ma poi al minuto 81 con Pastorella ha una grande opportunità, la spreca mandando la palla sopra la traversa e di fatto questa l'ultima azione della partita. Lascari Cefalù bloccato sul pari dal Gangi nel derby delle Madonie, da Sportisire tutto, alla prossima. Via del direttore di gara, via che arriva in questo momento, batte il numero 6, impegna con i guantoni Schiera che prova a bucare per vie centrali. Athletic che recupera subito il pallone, si trova tu per tu il numero 7 con il portiere, grande occasione per Conforto, ancora pallone tra i piedi dell'Athletic, palla che arriva tra i piedi del numero 7 che ancora una volta si propone nello stesso identico punto di prima, ci ha provato Conforto. Greco va per mettere il pallone in mezzo e poi entra! Quello che all'inizio sembrava un semplice cross in mezzo si trasforma nel gol del vantaggio per l'Athletic. Lancio lungo dalle parti di Greco che riesce ad agganciare il pallone, si trova tu per tu con il portiere e poi clamorosamente prende un palo. Un fallo interessante dell'Athletic. Se lo procura in particolare il numero 11 Baglione, poi tiro da fuori area. Calcio d'angolo battuto, poi pallone tirato ai limiti dell'area da Greco. Altro corner battuto, grande rischio per i nerorosa. Lotta nell'area di rigore della Buonpastore, poi pallone che viene scodellato in mezzo e poi viene messo dentro per il raddoppio dell'Athletic che fa 2-0 e si porta ancora di più in vantaggio. Citta subito l'Athletic che recupera un pallone interessantissimo e lancia i propri verso la porta. Arriva il tiro e arriva il gol del 3-0 per l'Athletic. Si riparte da una punizione battuta dal numero 8 Gallo che va dritta sul 19 che tenta il tiro dritto in porta, ci ha provato Segreto. Va Gallo alla battuta, pallone che va dritto in porta, ancora una volta Tesauro chiamato ad intervenire, ancora una volta Tesauro riesce ad afferrare il pallone. Palla tra i piedi del numero 16 che tenta la cannonata e scheggia la traversa. Ci aveva provato Testa. Corner battuto, spizzata di testa e poi arriva un altro gol. Arriva in concomitanza
del triplice fischio. Tutto pronto per ricominciare qui dal campo Vito Di Marco di Cammarata. Inizia il secondo tempo di Camarat contro Don Carlo Misilmeri. Primo possesso per i biancazzurri, subito vanificato da un fischio del direttore di gara di oggi, del signor Umberto Forti della sezione di Caltanissetta. Accanto a lui il signor Matteo Nicolò Aiello della sezione di Catania e il signor Andrea Caglià della sezione di Acirreale. Andiamo a momenti anche a raccontarvi i 22 che scendono in campo anche per questa
seconda parte di gara prova subito Pisciotta, l'autore del gol, che al 32esimo ha stappato l'incontro ad andare lì sulla fascia destra, commette fallo, troppo impeto per lui. Camrat che scende in campo con Dolenti in porta, Cuffaro a destra, Baia, Miramonti e Mirabelli come centrali di difesa. A sinistra invece è presente il buon Cacchiolo, poi a centrocampo Ledesma e Pane, tre quarti campo composta da Osvaldo, Pisciotta e ovviamente Kevin in Guadalupo, che non era al meglio ma lo vediamo nuovamente in campo, e poi punta centrale ovviamente Nacho Pierce. Qua prova a farsi vedere proprio Pane, Guadalupo, che sembra aver ormai smaltito il dolore alla caviglia sinistra, mette giù il pallone Vitale, che è l'unico dei difensori titolari oggi presenti per la Don Carlo Misilmeri. Fuori Caravano, fuori anche il Capitan Costantino. Assieme a lui in difesa per ora troviamo Sanz, Ruffino e anche Di Cristina. Poi centrocampo composto in questo momento da Cusumano, Mustacciolo, Acquaviva e anche il buon Di Fatta. Qua proprio Cusumano per mettere il pallone al centro, Dolenti la fa sua. Davanti a tutti per mister Napoli, Garriga e Canitano. C'erano due dubbi nel Camarat perché Dolenti si era fatto male alla gamba destra, qua la stessa che utilizza per rilanciare il pallone, sembra tutto ok. Anche Guadalupo sembrava un pochettino dolorante, qua occhio a Pisciotta e prova a mantenere il pallone in campo e ce la fa. Non alza la bandierina il signor Aiello, però è buona solamente per Di Salvo questa palla che Pisciotta si è impegnato per tenere in campo. Dicevo di Dolenti, anche Guadalupo un po' così così, qua ottima chiusura preventiva da parte di Mirabelli, che poi forse colpisce al volto Garriga, va subito a sincerarsi delle sue condizioni. Lorenzo Mirabelli non è tanto dell'umore Nahuel Garriga per parlare con il suo avversario, va lontano nuovamente il portiere del Camarat. Qua lascia scorrere questo pallone Ruffino con qualche patema, alla fine ottiene la rimessa con le mani. Mancano praticamente ancora 43 minuti alla fine della partita, adesso 42, manca sempre meno, però siamo ancora alla metà del match tra Camarat e Don Carlo Misilmeri. Riprende il pallone ancora una volta il buon Di Fatta, spintonato, poi stava ripartendo qui Canitano, viene bloccato al fischio del signor Forti. Non credo che comunque nel caso fosse partito Canitano avrebbe avuto vita facile con la difesa del Camarat, che già sembrava schierata. Punizione quindi per la Don Carlo di mister Napoli, tanti uomini a scaldarsi per mister Cammarata, ancora pochi invece quelli da Don Carlo, che non sembra tanto intenzionato a fare dei cambi. Pallone che arriva direttamente in porta, ci aveva provato Mustacciolo, alla fine esce fuori senza colpo ferire. 50esimo in corso, Camarat in questo momento avanti, e dagli altri campi ci arrivano risultati davvero incredibili che sorridono ai biancoazzurri, perché sia il Licata che il Marsala sono sotto, e questo ovviamente è un assist servito su un piatto d'argento per i montanari, che però devono capitalizzare al massimo comunque la gara odierna. Devono stare attenti perché la Don Carlo non è doma e soprattutto vuole quello che sarebbe un punto d'oro e magari qualcosa di più qui al Di Marco, che negli ultimi mesi è diventata a tutti gli effetti la roccaforte dei montanari e del suo pubblico clamoroso e favoloso. Non so, da meno anche i temerari da Don Carlo Misilmeri, c'era anche qualcuno a petto nudo tra gli ultra biancorossi. Fabri capire la passione fino a dove può spingersi
per questi ragazzi che fanno girare questo pallone in un pantano che è rappresentato oggi dal Vito Di Marco di Cammarata. Ed adesso Lupo, dalle parti di Pierce, tutto buono, il controllo un po' meno, ma può andare il numero 9 che rimette subito al centro questo pallone che passa! Errore incredibile di Salvo, gol di Pierce! E ci mette la zampina lui, sempre lui, per il numero 9, Nacho! 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 Un'altra posa per i fotografi, la numero 16 del campionato ha segnato nella maniera più casuale possibile Ignazio Nacho Pierce che raddoppia Camarat avanti di 2. Che errore di Di Salvo, però la colpa non è tutta da attribuire al giovane portiere classe 2006, bensì a un terreno che continua ad essere insidiosissimo. Dolenti, un portiere molto più esperto, la sta per fare grossa nel primo tempo. Lo stesso terreno ha tratto in inganno il numero 12, un errore simile l'ha fatto a Marsala contro i Lillipetani su un cross iniziano, ha calcolato male il rimbalzo a terra del pallone, provocando la rete del Marsala. Questa volta è una cosa simile perché il pallone è schizzato via toccando l'acqua di una pozzanghera che si è originata lì nell'area piccola. E Pierce ringrazia col numero 16 per Pierce, e il Camarat soprattutto mette la freccia guardando anche il Licata che in questo momento sta perdendo a Palermo contro il Bus. Qua abbastanza veemente intervento di Pane che poi va a spintonare un avversario, fallo di Michele Pane, giallo. Brutto l'intervento del numero 8, ammonito anche l'altro mediano di mister Cammarata. Anche inquadrato il fantastico pubblico del Vito Di Marco che è impazzito al gol di Nacho Pierce, e quando mai direste voi, segna sempre l'argentino ex Montelepre. 54esimo calcio di punizione ora per la Don Carlo. Le bandiere e gli ultra biancazzurri ci privano un pochettino della visuale. Si è rialzato Garriga che ne sta subendo di tutti i colori. Qua abbastanza impetuoso il tentativo di Pane di riprendere il pallone in spalcata, ha colpito nettamente il numero 11, giallo per Michele Pane, secondo ammonito della gara dopo Matteo Ledesma. Entrambi i mediani quindi del Camarat sono sul taccuino del signor Forti, sono particolarmente segnati, sono nella lista dei cattivi, però una gara comunque tesa, ma è il punto giusto. Qua pallone che arriva dalle parti violenti, colpisce molto male però il calciatore da Don Carlo Misilmeri. Allontano Dolenti, ancora un po' dolorante, mette giù Nacho Pierce, Guadalupo mantiene il pallone in campo, ce la fa, ancora Kevin Guadalupo. Pane corre troppo il pallone che qua
Pane voleva cedere a Cracchiolo che si era ben sovrapposto. 56esimo, il Camarat è in doppio vantaggio, ha raddoppiato in maniera casuale poco fa Nacho Pierce. Poi qua mette fuori il pallone Baio, Pane allontana fortuitamente il pallone, ci ha messo pure un po' di malizia il numero 8, deve stare attento perché ovviamente è già ammonito. La prossima gara è comunque importantissima sul campo, sul terriccio dello Monaco della Parmonval. E qua grande palla per Guadalupo che perde un attimo e perde anche il tempo di gioco, e allora torna dietro dove c'è Ledesma. Ancora Pisciotta, ha provato il tacco, viene fermato Mustacciolo per il tentativo di tunnel qui da parte di Canitano. Poi Guadalupo spinto senza fallo da Cusumano, gioco maschio adesso sulla fascia più vicina ai tifosi, più vicina alla nostra postazione. Prova Pisciotta, 2 volte murato, non la terza, se ne va il 7. Poi l'1-2 funziona, Pisciotta in aria, Pisciotta al centro, Pierce colpisce male, forse non se l'aspettava più, vicino al terzo del Camarat, parte subito di salvo. Ma cosa avevano impacchettato lì a sinistra Pisciotta e Osvaldo. Come gioca il Camarat? Adesso Nacho Pierce a lottare, commette fallo, aumenta troppo il volume del suo braccio il numero 9. Garriga, grande giocata per andarsene, Garriga, pallone che si blocca nel pantano, lo allontana Baio, c'è quindi ormai Sanz dietro che sbaglia, e allora può andare il Camarat ancora con Nacho Pierce che chiama il pallone a gran voce, lo mette fuori. Vitale ha rischiato a Don Carlo. Guadalupo ancora, pallone che arriva al centro, c'era Pisciotta che sul secondo palo stava per ribadire nuovamente in gol. È un grande Camarat adesso. Lascia scorrere il pallone, la difesa biancazzurra, Dolenti può fare quello che vuole, adesso avrà solo 8 secondi per disfarsi dell'oggetto della contesa, 58-20, va lontano Dolenti, poi Acquaviva viene fermato, Guadalupo, Baio deve fare gli straordinari perché il pallone si blocca, adesso mi sembra molto complicato giocare in quella zona di campo, più del primo tempo. Ci vuole anche tanta bravura da parte dei 22 in campo per gestire questa situazione, dai portieri e gli attaccanti. C'è un biancazzurro a terra, può giocare a Don Carlo, vuole giocare a Don Carlo. Ruffino viene fermato, si rialza adesso dopo un po' di proteste. Mi sembra Ledesma che era caduto dopo un contrasto. Ora di gioco, 2-0 per il Camarat, si propone Cusumano, Dolenti lo segue come se fossimo su un pitturato di pallacanestro, poi si ricorda che deve parare, e adesso il rilancio con le mani che arriva in aria, tutti a vuoto, occhio alla rovesciata tentata, lì in area piccola, ma esce il Camarat, esce nuovamente con i biancoazzurri che vanno a sinistra, c'è Pierce che può andare, Pierce in mezzo a 2, prova il tacco, ci riesce, Cracchiolo prende il pallone una volta che è uscito, e allora un'altra volta rimessa con le mani per la Misil Meri, che adesso sembra un pochettino più convinta da Don Carlo ad andare dalle parti di Dolenti, anche perché ormai c'è pochissimo da perdere, sotto di 2 quando manca 30 minuti, manca una mezz'ora. Cambi per il Misil Meri, esce Acquaviva,
entra il numero 4 Mineo, cambio ci sta. E fuori anche Sanz, dentro la Vardera, questo invece è un cambio abbastanza offensivo. Adesso ovviamente attaccherà a 3 Mister Napoli, che arriga Canitano e la Vardera, si deve sistemare dietro, credo che andrà a 3, un 3-4-3 molto offensivo. A posto di Lonello è entrato Mineo, che ha caratteristiche più difensive, però è comunque un esterno e può fare l'esterno di centrocampo. Calcio di punizione per il Camarat, andrà Pane alla battuta. Pane va direttamente in porta, Di Salvo, e poi anche il palo. Guadalupo mantiene il pallone in campo, esce a destra Don Carlo, Pane vicino al 3-0. A questi colpi Michele Pane, adesso ancora insiste il Camarat, prova a uscire da Don Carlo, il tiro lontanissimo, va provato nuovamente da Pisciotta con Di Salvo che in 2 tempi deve farla sua. Anche Di Salvo ovviamente fiducia a ritrovare, qua ha fatto la parata, poi il palo l'ha anche aiutato perché il suo tocco ha favorito uno strano rimpallo del pallone. Adesso ancora Pierce in velocità, Pierce lotta spalla a spalla, ma Vitale ne ha viste di tutti i colori. Pierce, scambio, e qua fallo commesso, anzi no, da Mirabelli, che su ogni pallone, anche la prestazione del numero 6 davvero titanica. Poi occhio a questo pallone che rimane lì, Baio esce rischiando qualcosa. Poi Osvaldo smista il pallone, Pisciotta non preciso, riesce comunque a arrivare su questa sfera. Osvaldo lo scambia ancora col 7, può andare Pisciotta, Guadalupo, Pane, ancora Pisciotta, ancora Guadalupo, gioca un tocco il Camarat, sembra non esserci il fango per la formazione biancazzurra che continua a impressionare per la facilità di gioco. E adesso rimessa con le mani. Guadalupo mantiene il pallone buono e può andare Nacho Pierce, a caso è ripartito il contropiede del Camarat. Pierce mette pure il cross adesso, non c'è nessuno, deve impegnarsi con il Camarat e mantiene il pallone in campo, si gioca ancora, i numeri va chi tira al fango, ancora biancazzurro, calcio d'angolo, no, il pallone si ferma. Allora può giocare la Don Carlo, la Vardera, primo impatto sulla partita per il numero 9 che ha già girato il pallone, e poi qua Vitale viene bloccato di netto. Guadalupo torna dietro, poi qua fallo netto ai danni di Michele Pane ed è punizione, e quindi tocca al Camarat. Se n'è andata la nebbia nel frattempo anche nei dintorni
il video di Marco si trova praticamente a metà tra Castronovo e Cammarata, al limite proprio del confine tra la provincia palermitana e quella agrigentina. 66 sul cronometro, Camarat 2, Don Carlo Misilmeri 0. Tocca ovviamente a Michele Pane mettere questo pallone al centro, non salgono in tanti, c'è ovviamente Pierce che fa per 5, come che arriva al centro, anzi era forse più un tiro di Pane, rimessa al fondo per Di Salvo. Qua occhio un'altra volta a Don Carlo, che rischia sempre grosso con questa fanghiglia che non riescono ancora ad addomesticare. Ledesma, pallone buono per Osvaldo che mette in corsa Guadalupo, insiste il 20, Guadalupo, seconda giocata, il tacco, Cracchiolo, mette al centro, esce la difesa da Don Carlo che può ripartire addirittura in contropiede. Molto al contrario per quello che è il punteggio che sta maturando Canitano, impreciso il pallone ma rimane buono per i blu, fermati qua però da un ottimo Cuffaro che può suonare la carica, va lui, Cuffaro fermato con le cattive, giallo pronto per il numero 3 Ruffi. Attendiamo la battuta di questo calcio di punizione, non credo ci saranno cambi. Può andare quindi Pane. Sul versante destro opera il Camarat, ancora il pallone che viene spettato poi da Don Carlo. Pane, fermato Pane, errore del numero 8 che poi scivola, e allora occhio perché può ripartire in contropiede da Don Carlo, ma c'è Dolenti che la fa sua, ottima lettura. E ora pallone per il numero 1. Pierce in zona, allontana Musumano, Cracchiolo, Guadalupo, prova a mantenere botta un'altra volta Osvaldo, stop, così, di la Bardera che però riesce a prendere fallo, ottima giocata quindi del numero 9, 70esimo in corso, è iniziato ora il minuto numero 70, mancano 20 minuti e qualcosa alla fine della partita. Camarat che si è messo in sicurezza, ma occhio a dare per scontato il risultato, perché Don Carlo non è mai doma e questo campo rende tutto un punto interrogativo, nulla è assicurato. E allora occhio a Pierce che prova subito a pressare, è uscito il pallone, non riesce a costruire qualcosa da Don Carlo Misilmeri. Ottima la pressione di Nacho Pierce che si è trovato sui piedi un pallone, l'ha scaricato in aria e casualmente ha trovato il 2-0. Adesso pronto un cambio, credo piano per il Camarat, sono 2 cambi che a breve opererà mister Cammarata. Occhio a Pierce, pallone buono, si gira poi qua, Pisciotta.
deviazione di un difensore calcio d'angolo. Pronti Miano e Di Romana che escono alla panchina vestiti di un bianco candido che si mischia all'azzurro e fra poco si mischierà anche al fango del Di Marco. Credo che uscirà uno tra Pane e Ledesma per Di Romana, entrambi ammoniti, e Miano vediamo a chi ruberà il posto in campo. Intanto proprio Pane mette il pallone al centro, esce la difesa da Don Carlo. Sul primo palo c'erano davvero pochissime maglie, nessuna del Camarat, e poi qua di fatta spinge Pisciotta, continuano a parlarsi in maniera animata i due. Adesso Pierce viene chiamato fuori causa a questo rilancio perché è in fuorigioco. Di Salvo corre per battere subito. Non c'è ancora tempo per un cambio, adesso sì, dentro Miano e Di Romana, vediamo al posto di chi. Fuori Matteo Ledesma, entra al suo posto con il numero 15 Di Romana. Non è ancora il tempo di Miano e invece è arrivata l'ora di Di Romana al posto di Ledesma. Ci sta, cambio fondamentale visto che Ledesma era ammonito e Di Romana è il perfetto change, il perfetto backup per Matteo Ledesma. Adesso occhio, Osvaldo può andare, Osvaldo ha provato forse un tiro. Si capisce perfettamente chi è Di Romana in campo perché ancora non è sporco di fango, il numero 15. Adesso è arrivato il turno di Miano, qualche secondo di attesa, e al suo posto esce Pisciotta, l'autore del gol, del vantaggio del Camarat. Esce anche l'autore del primo gol, Antonino Pisciotta, al suo posto con il numero 13 Miano. Applausi per Antonino Pisciotta. 14 giorni fa parlavamo di una prestazione sontuosa del numero 7 senza però trovare la via del gol. Oggi l'ha fatto in maniera anche da rapace d'aria, da attaccante vero, lui che sparia su tutto il fronte d'attacco. In realtà, come piace a mister Cammarata non avere mai punti fissi, è per questo che alle spalle di Pierce, che è il punto fisso di questa squadra, giocano tre talentuosissimi ragazzi come Osvaldo, La Lupo e proprio Pisciotta. Qua lotta Osvaldo, pallone buono per Pane che ha già messo una bisettrice per Nacho Pierce, che però in fuorigioco stava lottando con i difensori del Misilmeri e evidentemente era un po' più avanti. Anche Miano, bello bianco candido, il completo del numero 13. A breve andrà sporcandosi. Si è arrestata la pioggia qui a Cammarata, era nelle previsioni che piovesse forte fino alle 3 del pomeriggio e poi con l'inizio della gara si andava pian piano attenuandosi e così è stato effettivamente. Adesso c'è un problema verso la panchina del Misilmeri, il signor Forti sta dicendo qualcosa. Forse c'è un problema per Ruffino, un colpo al volto oppure un colpo dal punto di vista fisico. Attendiamo. 76 sul cronometro di gara, manca sempre meno alla fine, ma ancora è tutta da vivere la partita valida per la giornata numero 26 del campionato di eccellenza
Mancano ormai 360 minuti più 15 a questo campionato, a questa stagione regolare. Potrebbe non chiudersi qui l'avventura del Camarat, è complicato, non si chiuda così l'avventura del Misil Meri, sia in un senso positivo che in un senso negativo. Intanto la Vardera va a prendere questo pallone, scambia subito con un cross messo al centro, Miano allontana, lo fa anche Di Romana, e poi Pierce lotta, prende posizione Pierce che scavalca poi il suo avversario. Che lavoro di Pierce, poi Guadalupo bloccato dal fango, ancora Camarat, Pierce è in aria, Pierce va con sinistra al centro, si blocca il pallone, incredibile, si è bloccato il pallone nell'area piccola. Ancora una volta Pierce illumina, ma stavolta il fango non gli sorride, così come aveva fatto in occasione del secondo gol quando ha fregato Di Salvo. E adesso risponde a Don Carlo dal possibile 3-0 ad un nulla di fatto, perché Canitano si fa bloccare da Cuffaro. Ancora Don Carlo però, che ha ripreso nel frattempo il pallone, e c'è un cambio. C'è un problema per un giocatore del Misil Meri che si avvicina verso la metà campo per uscire. Si tratta di Ruffino. Sempre qui, evidentemente quel colpo al volto continua, credo, a fargli perdere sangue dal naso, perché continua a essere vendicato in quella zona del volto. E adesso deve uscire momentaneamente, vediamo se verrà sostituito da Mister Napoli per evitare ulteriori problemi. Intanto la palla gira, cross al centro, è in fuorigioco però qui l'attaccante del Don Carlo Misil Meri, della Don Carlo Misil Meri. 2-0 tra Camarat e gli ospiti di Mister Napoli, che non riescono ancora a rendersi pericoloso. Non riesce ancora a rendersi pericoloso Misil Meri, dalle parti di Dolenti, che adesso va lontano, dove c'è Pierce che continua a fare spalla a spalla. C'è anche Osvaldo, può andare Osvaldo, deve chiudere Di Cristina, lo fa senza tranquillità, perché c'è sempre Osvaldo lì vicino. Di Romana, Guadalupo, Di Romana, Osvaldo mette al centro, Di Salvo in calcio d'angolo, non si è fidato nella presa. Pallone al centro, esce Canitano che prova a suonare la carica, viene bloccato però di netto da un giocatore avversario. E adesso Dolenti attende il pallone, lo lancia lontano, c'è Pierce in agguato, ma il campo è finito, rimessa Misil Meri. Poi c'è una discussione tra Mirabelli e un membro della panchina di Mister Napoli, se non proprio Mister Napoli. Cambio pronto per il Camarat nel frattempo, credo che sia Guerrero col numero 11, sì, è proprio lui, dovrebbe essere lui. Attendiamo la conferma da parte della lavagnetta luminosa. E uscirà, credo, uno dei talenti della tre quarti. Qui shot è già fuori. Guadalupo credo sia l'indiziato numero 1, perché ha già avuto problemi nel primo tempo con la caviglia sinistra. Forse lo vuole preservare Mister Camarata per le ultime 4 gare del campionato regolare. Infatti esce Osvaldo e non Guadalupo.
dentro. Esce anche il numero 17, Osvaldo, ed entra con il numero 11, Duarte. Ottantunesimo, cambi anche nel Misilmeri, è entrato Mottisi. Credo che sia rimasto fuori Ruffino, che già aveva qualche problema. Tra poco avremo conferma. Intanto Pane continua a fare quello che vuole al centro del campo, però è finito il terreno di gioco. Allora palla Misilmeri, Pane rischia ancora allontanando il pallone. Ricordiamo che è già ammonito, è l'unico ammonito in campo per il Camerata dopo l'uscita di Ledesma. Dentro anche Guerrero, Pereira, Duarte, ancora il numero 11, gira proprio per Pane, insiste Guerrero, riprende palla, può andare lui, voleva aprire per Guadalupo, c'è un fallo però, trattenuto in maniera irregolare proprio Guerrero Pereira, il 100-metrista portoghese, che adesso a 10 minutini, contando anche il recupero, qualcosa in più per poter far vedere il suo importante talento. Miano e Di Romana sul punto di battuta, accanto a lui c'è Mirabelli. Miano va a destra per la corsa di Cuffaro, che ha fatto una gara davvero fenomenale di sacrificio. Ancora problemi sulla fascia destra per mister Cammarata, adattato quindi Cuffaro Piscitello, che in realtà sarebbe un esterno che ha voglia di fare male sulla fascia. Ha limato questo suo carattere offensivo mister Cammarata, l'ha reso un terzino di puro affidamento. Adesso si vedono importanti risultati. Oggi non era per nulla scontata questa prestazione. Occhio a Guerrero, se ne va il numero 11, ancora Guerrero insiste, c'è un fallo ai danni del portoghese, calcio di punizione 83 sul cronometro di gara. Camarat che prova a calare il tris per mandare tutti a casa con un sorriso. Per quanto riguarda i tifosi accorsi qui al Vito Di Marco, ce ne sono anche una quindicina, una ventina di ragazzi misilmeri favolosi anche loro, davvero. 84 sul cronometro di gara. Miano, Di Romana, Pierce, Guerrero in aria, c'è anche Guadalupo per il Camarat, pallone al centro, Miano vuoto e c'è la rete proprio Kevin Guadalupo. Si mette la firma anche lui, il numero 20, Kevin! 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 E mette il punto su una prestazione favolosa anche Kevin Guadalupo, gol del Camarat, il numero 3 di oggi e il numero 6 della stagione in campionato per il prodotto di Casa Empoli. Kevin Guadalupo, un gol d'attaccante vero questo. Miano aveva fatto un velo e al suo posto è subentrato perfettamente Guadalupo a fare 3-0. Cambi, altri cambi per il Misilmeri, fuori Garriga sconsolato, ha preso un sacco di botte ma non è bastato, e al suo posto entra il numero 16 di Caccamo al minuto 85. Manca sempre meno alla fine della partita, il Camarat ha messo in saccoccia il risultato. Guadalupo protegge palla, lo fa anche Guerrero, calcio di punizione
parte subito Kevin Guadalupo, va a destra dove si è proposto Cuffaro, viene bloccato il terzino di Casa Camarat, poi Di Romana si impegna, Pane sporca questo pallone, Miano con grande classe, suona la carica lui, Miano, cross al centro, anticipato Pils da Di Cristina, poi Mineo può imperversare, ancora Mineo, pallone arretrato, poi qua vai a vuoto, legge male questo rilancio ma torna perfettamente Roberto Miano, poi alza questo campanile complicato Mustacciolo, giorno complicatissimo per la Don Carlo, ma era nell'aria, non per le qualità che mancano in casa Misil Meri, anche perché ce ne sono davvero tante, ma perché il Camarat è in uno stato psicofisico davvero emozionante, eccellente, eccitante per la piazza biancazzurra, e continua a cantare cambi per mister Camarat. Altra sostituzione, esce con il numero 8 Pane ed entra il 30 Carta. Quarto cambio per mister Cammarata, dentro Carta, fuori Michele Pane, era ammonito, ci sta, cambio conservativo. Adesso viene colpito Miano da un Lavardera che si sta sbattendo molto, ma non basta. Ottantottesimo, ci avviciniamo alla fine. Rimessa dal fondo, anzi, pardon, messa laterale. Il pallone era uscito da quelle parti, ma prima aveva varcato la linea laterale, quindi 88esimo, Miano. Di Romana alza questo strano campanile, deve intervenire Dolenti, che per non saper né leggere né scrivere va lontano col destro. Guadalupo si fa anticipare, erano in tre ancora su di lui, va a Don Carlo, Carta appena entrato in gol contro la Folgore Castelvetrano, il giovane numero 30 del Camarat, che va ritagliandosi sempre di più spazi dalla panchina. Fallo qui commesso da Cuffaro, calcio di punizione per il Misil Meri, che vuole magari trovare un gol che può riaccendere un po' la gara, o può semplicemente far statistica, far classifica per la Don Carlo, non che interessi ormai a qualcuno il punteggio in casa Misil Meri, ricordando appunto che è in Fuori situazione anche Stefano Cracchiolo ed entra Infantino. tempo il nostro carissimo amico Stefano, speaker del Camarat, ci ha interrotti perché è entrato Infantino, sta entrando anzi Infantino, quinto cambio per mister Cammarata, e credo chiuda qui i suoi cambi tattici. Occhio a questo pallone che arriva al centro, esce Dolenti, poi Guadalupo viene trattenuto, fallo, calcio di punizione, è uscito nel frattempo il numero 26 Cacchiolo. Qua occhio perché c'è un errore da parte del Camarat, sembrava in saccoccia questo possesso, invece Baio va da Mirabelli, pallone che finisce nel settore ospiti occupato dai temerari tifosi della Don Carlo Misil Meri, che ridanno il pallone a uno dei loro beniamini, a Di Caccamo, più in esterno. Si è messo più in sicurezza, diciamo, mister Napoli, per evitare imbarcate ulteriori al posto di Garriga. La pallone che rimane a metà, Di Romana viene anticipato da Musacciolo, che prova a spadroneggiare lì al centro del campo, mette cross al centro, Dolenti in due tempi, anche in tre, poi subisce un colpo Dolenti che si arrabbia perché aveva già il pallone e continuava a insistere. Di fatta si lamenta un po' Gaetano Dolenti. Siamo nel tempo di recupero di Camarat, Don Carlo Misil Meri 3-0, è un po' stordito Dolenti, poi
scherza anche con il numero 1, il suo centrale Mirabelli. È questo l'ambiente in casa Camarat, è questo il morale altissimo per una squadra che ultimamente sa solamente vincere, lanciatissima verso la post season, e chi lo sa, magari anche qualcos'altro, anche se ormai sembra invalicabile quel primo posto che è sempre più vicino. Non sappiamo come si sta comportando il Licata. Nel secondo tempo sapevamo che il CUS fosse avanti al termine di 45 minuti, però ovviamente intanto il Camarat deve fare una cosa importante: pensare al proprio cammino, che è sempre più luminoso, e il fango fa solo da contorno, perché per ora è seconda posizione e soprattutto c'è voglia di scrivere la storia dalle parti dei Salaci. Non abbiamo visto il recupero dato dal signor Forti, non credo si andrà tanto oltre, anche perché il punteggio ormai è abbastanza ingigantito, reso tale da un Camarat che gioca così, a un tocco e va. Ancora pallone al centro a cercare Pierce, non esce perfettamente la difesa del Misilmeri. Pierce prova a girarsi, lo fa, ma Di Salvo stavolta non si fa fregare dal terriccio che sta lambendo l'area piccola dove lui è chiamato ad agire e dove non ha fatto un figurone in occasione del secondo gol di Pierce, però ha fatto una bella parata su Pane, su un calcio di punizione insidiosissimo, soprattutto quando arriva Pane sul punto di battuta. Abbiamo già visto più volte come il numero 8 ex Torino sia una sentenza da lì. Infantino, ma l'ha toccato anche per il numero 14. Da Lupo chiama Infantino, difficile da leggere questo passaggio, poi pallone che arriva al centro, ancora Lavardera, insiste Lavardera, pallone nuovamente per Di Caccamo che torna dietro. Misilmeri che manda lontano con Di Cristina, non c'è tanta più voglia di fare male. Bosca arriva al limite, controlla Di Caccamo, esce il Camarat, esce tutta Cammarata con questo pallone che viene allontanato, poi completamente a vuoto Guerrero, qua si gioca per il vantaggio, a terra il giocatore del Misilmeri, fallo un po' inutile qua potremmo dire di Guerrero, perché il punteggio già acquisito e rischi solamente di fare male, però c'è anche da dire che quando scivoli qua hai pochissimo controllo. Giallo proprio per Guerrero, chiede subito scusa, si arrabbia Mustacciolo, forse avrebbe voluto addirittura il rosso, poi non esageriamo ovviamente. Quarto di recupero, siamo nel quarto di recupero, giallo anche per il portoghese Duarte. Si può giocare, la Bardera colpisce l'arbitro, palla che sarà scodellata. Si avvicina all'ennesima vittoria consecutiva per il Camarat, un cammino clamoroso, come dicevo prima il fango può fare solo da contorno in questo pomeriggio piovoso solo all'inizio, poi è arrivata una schiarita. Arrivano ora i tre fischi, il Camarat vince ancora, continua la corsa verso i playoff, verso il sole. Don Carlo battuta con merito dai biancazzurri che continuano a sognare. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui da Gabriele Rispetta, è tutto. Ricordiamo punteggio e marcatori: Camarat 3, Don Carlo Misilmeri 0, le reti di Pisciotta al 32, di ovviamente Nacio Pierce al 52 e poi alla fine ha messo la firma anche Kevin Guadalupo.